Altro no che arriva da Roma per l'elezione diretta delle province in Sicilia. A renderlo noto è Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, che afferma l'eterno gioco dell'oca sull'elezione diretta per le province in Sicilia. La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili gli emendamenti dei parlamentari siciliani di centrodestra al decreto emergenze con cui si chiedeva la reintroduzione dell'elezione diretta per le province in Sicilia. L'emendamento per l'elezione diretta dei consiglieri provinciali e del Presidente della Regione, perfezionato d'intesa con il governatore Renato Schifani, è stato quindi stoppato a Roma. Le 9 province siciliane dovranno andare al voto con elezioni di secondo livello. Anche i sindaci adesso chiedono chiarimenti affinché gli enti intermedi cessino l'era dei commissariamenti. Anthony Barbagallo, che è pure deputato alla Camera del PD, sul punto ha aggiunto: questo è un gioco sfiancante sulla pelle dei siciliani, una vera e propria presa in giro. Il centrodestra continua a promettere l'elezione diretta, ma poi lo stesso centrodestra a Roma prima impugna il testo davanti alla Corte Costituzionale e poi, tramite la presidenza della Commissione Bilancio alla Camera, dichiara inammissibili gli emendamenti nelle città metropolitane, nei liberi consorzi. A causa di questo balletto ridicolo, continua Barbagallo, ogni giorno che passa si determina sempre di più una serie di innumerevoli disastri, sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista gestionale. Ora basta, Schifani conclude, ne prenda atto e indichi immediatamente le elezioni di secondo grado. La proposta modificativa contenuta nel decreto emergenza è stata dunque dichiarata inammissibile. È stata proposta dai parlamentari della Lega, di Forza Italia, di Sud Chiama Nord, di Noi Moderati, Fratelli d'Italia. Ma cosa accadrà adesso? I propositi dell'emendamento hanno intenzione di fare ricorso. Questo significa che, se verrà accolto il testo, proseguirà il suo iter. Il tempo non depone a favore dell'elezione diretta, tutto dovrebbe essere approvato entro un massimo di 30 giorni, quindi indizione dei comizi ed elezioni in primavera. I deputati però si stanno organizzando per elezioni di secondo livello, ben capendo che non ci sono né i tempi né la volontà per tornare all'elezione diretta alle province.